Nei Vangeli e nella tradizione popolare, Giuseppe è il simbolo del buon papà, tanto che il 19 marzo si celebra appunto la festa del papà. È anche l'esempio di mansuetudine e di umiltà verso il Signore e verso il disegno di Dio. Come è finito San Giuseppe? I Vangeli non ne parlano, quindi si presume che sia morto prima che Gesù iniziasse la sua predicazione. Una delicata leggenda popolare ci racconta che Gesù era presente quando Giuseppe morì. Quando rese lo spirito, io l'abbracciai. Gli angeli presero la sua anima bellissima. A farlo furono gli stessi Michele e Gabriele. Gli altri angeli cantavano in coro e lo portarono davanti a Dio, dove ricevette la pace e la gloria eterna dei giusti.